al via il primo memorial dedicato a suo padre Anselmo Prato qui in piazza San Giuseppe, un'iniziativa sicuramente di grande valenza artistica, se ce la spiega. L'Accademia di Belle Arti di Agrigento, per chi non lo sa ma lo sanno ormai tutti, è un istituto universitario che opera nella città di Agrigento, adesso al centro storico in via Bacchi Bacchi, ha anche l'obbligo di interagire con gli enti locali, con attività artistiche, in questo caso in maniera autonoma, con questa estemporanea di pittura 100 artisti per i dirigenti. Non sono 100 ma sono 137 provenienti da tutta la Sicilia, la via Atenea è veramente invasa da pittori. Qua siamo in piazza San Giuseppe, proprio alle spalle abbiamo l'Accademia di Belle Arti, dietro la chiesa che è qua di San Giuseppe, vicino c'è il municipio, il teatro, quindi siamo in una location abbastanza importante. Queste iniziative bisogna organizzarle con frequenza, perché è con questa attività che i ragazzi, specialmente i giovani, si avviano verso l'amore verso l'arte e il rispetto dell'arte e delle opere d'arte, cosa che purtroppo ad Agrigento negli anni passati non è successo. Speriamo in futuro che l'Accademia di Belle Arti possa contribuire a che la città di Agrigento, tanto splendida ai tempi dei Romani, possa ritornare altrettanto splendida e attenta per le opere d'arte anche dopo 2500 anni. È una bellissima iniziativa. Io sono Francesco Graci, vengo da Canicattì, questa è Katia Pontillo di Canicattì e sto rappresentando il tempio di Giove con Giove nel cielo e una saetta. Sto rappresentando un pochettino la cultura greca. Vengo da Serra di Falco, dal liceo artistico regionale di Caltanissetta e sto dipingendo comunque colori che rappresentano la Sicilia, poiché Agrigento è comunque centro di arte e abbiamo comunque la maggioranza di turisti proprio in questo paese. Comunque bellissima, una bellissima esperienza comunque per tutti i giovani e per tutti gli artisti che vogliono essere qui presenti. La interrompiamo un attimo, se gentilmente ci dice da dove viene, che soggetto sta dipingendo e come valuta questa iniziativa. Allora, io sono Stefania, vengo da Agrigento e sono un'autodidatta, non appartengo a nessun istituto d'arte. Questa iniziativa è assolutamente brillante, penso che non debba avere fine perché ha bisogno di una seconda possibilità di rivalsa. Questa è un'iniziativa che Agrigento desidera, perché molti artisti come noi vogliono esprimersi attraverso l'arte nelle forme più libere di espressione. E quindi questo oggi è il mio quadro, è il Tempio di Dioscuri con una figura di Ormito Rai ed oggi io sono felice di partecipare. Io mi chiamo Serena Ciotta, sono di Agrigento in realtà e sono ex allieva dell'Accademia di Belle Arti. È una bella iniziativa, intanto come memorial è importante per Anselmo Prato, grande saggista, dobbiamo conoscere le persone che hanno dato il loro contributo per Agrigento. E in più perché comunque mi sembra che ha mosso un bel po' di movimento nel campo artistico a livello regionale, mi è piaciuta molto, infatti ho aderito subito.